Allora, torniamo a noi. Cos'altro possiamo anticipare di questa stagione che si sta aprendo? Ma diciamo che tantissimi sono gli eventi enogastronomici da noi, appunto per i mercatini di Natale ci sarà la festa della polenta, ci sarà la festa della patata quest'anno. Anche della patata? Anche della patata, esatto, con più di 20 tipi di patate di tutto il Trentino. Questo all'interno dei mercatini, e ovviamente la festa del formaggio di Malga sempre all'interno del mercatino di Levico. A Borgo Valsugana invece il weekend dell'8, il 9 e il 10 dicembre, per restare in tema di Canederle, ci sarà proprio il Festival del Canederlo. No, dai, lo ricordo, mamma mia, esatto. E se lo diciamo sarà tutto pieno. Comunque bisogna dirlo, dai. Sì, l'8, il 9 e il 10 a Borgo Valsugana. Il Festival del Canederlo molto particolare perché in tutto il paese, nei portici e quindi nelle case di Borgo, verranno allestiti questi magnifici spazi dove le associazioni di Borgo Valsugana presenteranno il canederlo in varie forme, quindi ci sarà il canederlo con il goulash, il canederlo in brodo, il canederlo con la trota, quindi circa 10 portici che propongono i vari tipi di canederlo, e quindi una cosa veramente particolare da provare. Tra l'altro Borgo Valsugana è anche molto carina da visitare. Borgo Valsugana è molto carina, la Venezia della Valsugana, perché è attraversata dal fiume Brenta e con tutti questi ponti veneziani appunto, e con dei bellissimi portici dove appunto per Natale verranno allestiti degli spazi dedicati ai bambini con il villaggio degli elfi, i villaggi degli gnomi. Che bello, e quindi delle attività per i bambini che potrete visitare magari anche durante il Festival del Canederlo. I laghetti, qua stiamo vedendo un'attività sportiva anche per i più arditi, e quindi non questo penso... è il tuffo dei giorni della merla nel lago di Levico. Signore, anche bambini? Anche i bambini. L'anno scorso era ghiacciato, si vede, era tutto ghiacciato con uno strato bello grosso. Hanno fatto questo taglio all'interno del lago e ci hanno fatto il tuffo della merla, l'hanno chiamato. Quanti gradi sarà stata l'acqua? L'acqua non lo so, era molto fredda, però prima non lo so i gradi, però hanno fatto prima hanno fatto tutto il giro del lago di Levico, perché dall'anno scorso hanno risistemato tutto il lago, il giro del lago di Levico, e quindi è possibile farlo a piedi o di corsa, e sono circa 9 chilometri lungo tutte le sponde del lago di Levico. Quindi le persone che vedevamo prima, che stavano correndo, esatto, attorno quindi al lago. Al lago di Levico, esatto, hanno ripristinato vari punti, vari passaggi, hanno fatto delle passerelle, ed è un giro veramente bello, tranquillo, si può fare a piedi, possono farlo anche i bambini. È bellissima questa idea qui, sì. Infatti, non da meno il lago che avete su Lavarone, perché anche lì... Sì, il tuffo lì si fa il primo dell'anno, quindi per dare il benvenuto al nuovo anno tutti possono fare il tuffo, e tanti sono stati i bambini l'anno scorso, quindi sono veramente audaci, ma lo fanno non solo una volta, più volte. Io non ho provato e non ho come Patrizio nessuna intenzione, però abbiamo visto che chi usciva insomma tutto sommato non aveva una grande reazione, quindi tant'è vero che lo ripetono più volte. Poi sempre il lago di Lavarone sarà scenario di ben 3 appuntamenti quest'anno tra il mese di gennaio e febbraio, di immersioni sotto i ghiacci, dove alcune delle più famose associazioni di subacquea rilasciano proprio durante questi stage di immersioni dei brevetti, ma vengono fatte anche delle vere e proprie esercitazioni legate al salvataggio. E poi sul lago di Lavarone, insomma, quando ci sono le condizioni, è bellissimo anche pattinare, che è un'altra delle attività che si può fare sia al lago di Lavarone sia al Palaghiaccio di Folgaria, che è uno dei più bei pattinaggi, insomma, pista di pattinaggio sul ghiaccio del Trentino. Ma c'è anche il Palaghiaccio di Folgaria, che ci dimentichiamo sempre. Sì, che è un'attività molto bella, soprattutto nel pomeriggio, piace sia ai grandi che ai bambini, anche perché dopo che abbiamo mangiato canederli e bevuto tutto questo vino dobbiamo anche dedicarci all'attività sportiva. E vorrei anche sottolineare l'aspetto un po' del wellness, del relax, che è una componente importante,
importante, e da questo punto di vista i nostri wellness hotel sono un po' la risposta che l'ospite cerca, dove si può rilassare e dedicare anche a dei trattamenti un po' particolari. La domanda che più spesso ci viene fatta: sì, se però io vengo con la famiglia e devo andare al wellness, chi tiene i figli, no? È sempre sì, esatto, brutto che i genitori insomma si debbano separare perché qualcuno deve vedere i bambini, poi l'effetto stress dovuto a questa gestione è superiore al beneficio del massaggio. Allora qui vengono incontro i nostri family hotel, che garantiscono dalla mattina alla sera un programma di animazione e di intrattenimento che permette appunto ai genitori di dedicarsi poi alle attività che preferiscono, quindi dallo sci alle camminate o semplicemente godersi qualche ora di relax in questi centri wellness. Ecco, ci sono centri wellness oppure all'interno degli hotel? All'interno degli hotel ormai, insomma, la maggior parte degli hotel si è dotata di piscine, comunque saune, idromassaggi, bagni turchi, docce emozionali. Esatto, nel nostro sito, che è alpecimbra.it, è possibile trovare proprio gli alberghi suddivisi per categoria e capire esattamente che cosa si può trovare. Wellness anche per voi? Esatto, sempre alberghi con wellness accessibili sia dall'esterno sia ovviamente per gli ospiti. Quest'anno le Terme di Levico apriranno anche nel mese di dicembre. Ah, benissimo, quindi ricordarsi le Terme di Levico. Levico. Apriranno con dei trattamenti speciali e con delle cure speciali che potrete vedere sul nostro sito invece www.visitvalsugana.it. È una prova, è il primo anno che vengono aperte anche nel mese di dicembre, quindi speriamo ci sia anche da questo punto di vista. Proprietà di che tipo di queste? Sono delle acque arsenicali ferruginosi, quindi arsenico e ferro. Servono per? Normalmente vengono utilizzate per bagni e fanghi, e quindi malattie della pelle, dolori articolari, vengono fatti dei trattamenti alle vie respiratorie, quindi sono estremamente anche per importanti bambini, e utili. Sì. Esatto, per la prevenzione soprattutto sono molto utili. Leggiamo un attimo il messaggio che diamo alla regia, che poi dobbiamo chiudere, che era arrivato un messaggio da un telespettatore che invidiava voi del Trentino, vediamo se ce lo mettono in onda, comunque era scritto, se non sbaglio, da Roma. Allora, eccolo qua. Beati voi che siete in Trentino, quando mi capita di venire nella vostra regione mi rendo conto della differenza tra voi e noi da Roma, Hermes, perché ci seguono anche da Roma, dobbiamo ricordarlo. Sì, beh, salutiamo gli amici di Roma e del Lazio, che sono effettivamente grandi frequentatori sì, del Trentino e grandi sostenitori del Trentino. È vero, il Trentino e i nostri territori sono veramente il luogo ideale in cui trascorrere le vacanze, perché l'ambiente e l'accoglienza. Sì. Perfetto. Esatto. Siamo arrivati al termine, noi vorremmo starci ancora, ci stiamo soltanto col pensiero virtualmente, però i weekend sono incominciati, quindi la possibilità c'è e bisogna prenotare sempre per tempo, questo è bene ricordarlo. Sempre per tempo e anche online, perché ormai è possibile collegarsi ai siti e rapidamente prenotare. Tutto è possibile. Grazie mille, grazie a voi di essere scesi nella pianura. Qua è nuvoloso, su da voi c'è anche sole, quindi un po' di invidia. Voi buon proseguimento, noi ci vediamo prestissimo domani, grazie.